Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 4 anni che abbiano vinto da 1.000 a 6.000 euro in carriera. 1 Galaxy Horse Adrian Gioni, 2 Gabber Trio Giuseppe De Filippis, 3 Gali Petral Daniele Cuglini, 4 Gombitelli Filippo Monti, 5 Gilmar Di Ruggi Mario Greco, 6 Greta Spritz Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Gescanf Roberto Faticoni, 8 Giglio Jet Manuel Pistone, 9 Grey Staff Maurizio Cheli. Favorito Gombitelli in chiusura, 2,25 la quota. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. È veloce lungo la corda Galaxy Horse, al suo esterno parte bene Gabber Trio, più svelto del solito, che va a chiedere strada, poi Gali Petral, quindi Gombitelli dalla seconda fila, Gescanf, insiste Gabber Trio che va a chiedere strada a Galaxy Horse, la ottiene dopo 200 metri passati in 15,1. Gabber Trio è in vantaggio, all'esterno Gali Petral, poi Gescanf, quindi Gombitelli, ancora Giglio Jet, Greta Spritz, Gilmar Di Ruggi, alla retroguardia Grey Staff. 400 iniziali passati in 30 spaccati da Gabber Trio che è al comando, mentre galoppa Gali Petral. Gombitelli aggira il gruppo e si porta a lato di Gabber Trio, quindi ancora Galaxy Horse che precede Gescanf, Giglio Jet, Greta Spritz, alla retroguardia Grey Staff. Sotto alle tribune prova la difesa Gabber Trio che viene anche chiuso, ma Gombitelli al suo esterno viaggia bene, Giglio Jet è a contatto dei primi e prova a scavalcare Galaxy Horse, all'esterno anche Greta Spritz. Sulla curva di destra Gabber Trio si difende, si appoggia un po' in giù Gombitelli che prova a ritornare alla carica adesso dopo 1 chilometro in 1,16,5, passa Gombitelli, a largo di tutti si ingamba Greta Spritz, poi Grey Staff, Gombitelli è in vantaggio, Giglio Jet scende secondo alla corda, di fuori Greta Spritz, a contatto sempre Grey Staff, la retta di là in 14,8, 1,31 e 3 di miglio, Gombitelli in vantaggio, attaccato da Greta Spritz, Giglio Jet bene lungo la corda, quindi Grey Staff che si avvicina, in 4 a lottare per la vittoria, galoppa Greta Spritz all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Gombitelli in vantaggio, Giglio Jet nella sua scia, poi Grey Staff, Gombitelli in vantaggio, deve gestire il margine acquisito da Giglio Jet e Grey Staff. Gombitelli che nel finale vince nei confronti di Giglio Jet e di Grey Staff. 1,15,6. Vittoria di Gombitelli, Filippo Monti per il Trading di Ettore Vairani e di Goghe, i colori della scuderia Robertone, vince il 4 anni da Varennes e Paprika Horse che gira di fuori a Gabber Trio e passa per staccare nel finale. Al secondo posto finisce lungo la corda Giglio Jet a precedere Grey Staff.